E alla fine ragazzi la minestra riscaldata è servita. Io rido per non piangere ragazzi, io non ce la faccio, non ce la faccio. Mancini il nuovo commissario, non mi viene neanche a dirlo, come il nuovo Mancini, il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Ci hanno supercazzolato, ci hanno fatto una supercazzola. Tutti, cioè Malagò ci ha fatto una grande supercazzola perché si è ritornato al punto di partenza. Lui già ce l'aveva in testa Mancini, già ce l'aveva in testa. Allora che cazzarola mi prendi a fare Leonardo e Maldini come direttore tecnico e super advisor? Che me li prendi a fare? Se tu mi metti nell'organigramma Maldini e Leonardo, tu di fidarti di quello che ti dicono Leonardo e Maldini, anche se le loro scelte sono abbastanza opinabili, possono rivelarsi giuste o sbagliate, ma te a fidà. Ti devi fidare, non puoi dire che l'ultima parola sull'allenatore spetta a te. E allora che mi hai chiamato a fa? Ecco perché si dimettono Maldini e Leonardo come direttore tecnico e advisor. Ieri lo dicevo nel video ragazzi, il calcio italiano è una commedia vivente. È vero, perché hanno fatto la supercazzola. Hanno fatto la supercazzola, come se fosse Tarapea Pioco. O proprio uguale. Allora, Malagò, ricostruiamo un attimo i fatti. Malagò viene eletto verso il 22-23 giugno, ok? Quindi in testa sua già aveva Mancini come nome da CT per la nazionale italiana. Mette a capo di tutto l'organigramma Maldini e Leonardo. Secondo me a questo punto è per dare un po' di fumo negli occhi per gli addetti stampa, per la stampa, per il popolo, per gli sportivi italiani, perché, oh cazzarola, ci stanno Maldini e Leonardo, è una caratura importante a livello di calcio e a livello di uomini, quindi c'è è il momento delle riforme, è il momento di una rivoluzione calcistica, con loro si può fare. Vediamo che cosa ci portano di buono questi due personaggi, queste due figure. Perfetto, vediamo, loro sbagliano, ma nell'andare a cercare Ancelotti, che era inarrivabile perché Ancelotti è sotto contratto col Brasile. Sbagliano ad andare a cercare in pompa magna Pep Guardiola, sapendo che era un allenatore inarrivabile in questo preciso momento. Quindi buttano anche fumo negli occhi per i tifosi italiani, pensando cazzarola, forse Guardiola si siederà sulla panchina italiana. Guardiola. E secondo me non si aspettavano il no di Pep Guardiola e vanno su un profilo giovane, diciamo un profilo debuttando, un profilo in rampa di lancio, mettiamola così, Andrea Pirlo. Piano B, piano C, piano D, non lo so. Però ragazzi il problema sta a monte. Ripeto, se tu mi metti a capo Maldini e a Leonardo, ti devi fidare delle loro scelte. Poi che siano giuste e che siano sbagliate, io l'ho detto anche ieri, se fossi stato io, ma non sono nessuno, Pirlo per il curriculum che ha Pirlo, per i vari esoneri che ha, per la carriera, non da calciatore, attenzione, ma da allenatore, per quello che ha dimostrato, non l'avrei mai scelto come commissario tecnico della nazionale italiana. E su questo non ci piove. Però ci poteva stare Pirlo, perché diciamo è una ventata d'aria fresca rispetto allo stantio che abbiamo sempre avuto nel panorama italiano. Okay, quindi volendo facciamo all-in, cambiamo un po' le carte in tavola, mettiamoci Pirlo alla guida della nazionale italiana, vediamo che cosa può succedere. Quindi lo posso capire in un certo senso. Quello che non posso capire è tutti i sotterfugi che ci sono stati in questi giorni che hanno portato a Pirlo no a Pi a hanno portato al caos in FIGC. Dal dietro front di Pirlo, alle dimissioni di Leonardo e di Maldini, alla fine poi si arriva a neanche 24 ore dalle dimissioni di Leonardo e Maldini, che hanno avuto il benservito, almeno così dice Malagò, di comune accordo fra tutte le parti, hanno avuto il benservito e si arriva alla conclusione che Mancini, che era in testa a Malagò dall'inizio, diventa il commissario tecnico della nazionale italiana. Mancini. A 'sto punto preferivo Pirlo.
perché a 'sto punto, rotto per rotto, proviamo invece che la minestra riscaldata, proviamo il nuovo, okay, proviamo un qualcuno che ti può portare delle idee nuove, una ventata d'aria fresca. Perché no? Perché no? E invece Mancini. Ragazzi, se noi non siamo andati al mondiale, è colpa anche di Mancini. Se noi non siamo andati al mondiale, è colpa di Mancini che a un certo punto lascia la barca. Un po' come Schettino, no, la barca sta cercando di non affondare, lui scappa. Scappa perché, lì all'orizzonte vede 30.000.000 all'anno dalla rabbia e se ne va, se ne va, se ne va. E noi rimaniamo col cerino in mano. E noi rimaniamo senza mondiale per la terza volta. Certo, poi, Spalletti, poi c'è stato Gattuso, però tutto è partito dall'andare via di Mancini. Mancini su questo ci ha sputato sopra. E noi che facciamo? Lo richiamiamo. Voi mi direte: "Ma tu non te ne andavi per se ti offrivano 30.000.000 all'anno?" Certo. Ragazzi, sarei stato un pazzo non andarmene. Il problema è che tu puoi tornartene in Italia, per l'amor di Dio, dopo un'esperienza in Arabia te ne vuoi tornare in Italia, amen. Ma non puoi tornare sulla nazionale italiana. No, non lo accetto, non lo accetto. È uno sputare su questo stemma qua. È proprio è moralmente sbagliato, è eticamente sbagliato. Noi come premio a Mancini gli abbiamo ridato la panchina della nazionale italiana. Complimenti, complimenti. Potevi andare, all'Inter, alla Juventus, alla Roma, al Milan, a Napoli, potevi andare in qualsiasi squadra di club, ma non sulla panchina della nazionale italiana. Hai fatto il tuo, hai fatto il tuo, hai vinto anche un europeo. E chapeau per quell'europeo, grazie Roberto Mancini per quell'europeo. Grazie per la striscia di risultati utili consecutivi che se non sbaglio sono 35, 36 e sono stati battuti dalla Spagna proprio con la vittoria del mondiale. E quindi abbiamo ottenuto dei traguardi con Roberto Mancini. Ma poi il problema non è tanto il percorso che è stato fatto con Mancini, ma è l'epilogo. E per quello che è stato, per quello che è successo con Mancini, ripeto, io, avrei preferito, ecco, ho sentito i nomi di Motta, ho sentito i nomi di Palladino. Vi ripeto ragazzi, avrei preferito anche Pirlo, ma non perché Pirlo sia più bravo di Mancini. Ovvio che Mancini ti dà determinate garanzie rispetto ad Andrea Pirlo, ma perché vedi una figura nuova, vedi un qualcosa che ti può portare a un cambiamento. Noi Mancini già sappiamo come in un certo senso applicherà il proprio credo alla nazionale, ma non credo che Roberto Mancini andrà a prendere i giocatori dell'Under 21 e li sposterà nella nazionale senior e rifonderà la nazionale. No, ci si baserà molto probabilmente, spero di essere smentito, su uno zoccolo duro e piano piano forse verrà messo qualche tassello dall'Under 21, anche perché anagraficamente, ragazzi, così deve essere, verrà messo dall'Under 21 alla nazionale senior, ma non ci sarà una rivoluzione. Il problema è che questa è solo la punta dell'iceberg. Il problema principale, ragazzi, è che a volte e giro, è sempre la solita solfa. È sempre la solita solfa. Si è parlato tanto di cambiamenti, cioè alla fine è cambiato tutto per non cambiare nulla. Hanno fatto una rivoluzione, presenza FIGC, se ne va a Gravina, hanno fatto le elezioni, arriva a Malagò. Mala Leonardo, 16 giorni so' durati Leonardo e Maldini, per qualcuno poteva portare un po' di brio, un po' di nuova linfa, 16 giorni so' durati, via. E sono arrivati come CT Mancini e DT Ranieri. Per l'amor di Dio, alzo le mani, Ranieri è un signore, ma diamo spazio a chi ha veramente voglia di cambiare questo movimento calcistico italiano che fa acqua da tutte le parti. Abbiamo la voglia
veramente di cambiarlo questo movimento calcistico italiano? Io non credo. Non lo so, non credo. Credo che, le poltrone sono belle salde, hanno la colla sotto al culo, perché piace troppo la poltrona, piace troppo il potere, e questo è. Io sono io spero vivamente che, verrò smentito, okay, da Roberto Mancini, da chiunque faccia parte del proprio staff, e che ci sia almeno in campo una rivoluzione anche di uomini. Ma il problema, raga, ripeto, il problema, la rivoluzione la si deve fare fuori dal campo, con le riforme, con le riforme sul calcio, riforme dalle giovanili, e fin quando non faremo quelle riforme lì, potremo mettere a capo chi volete voi. La solfa sarà semba stessa. Diteci voi la vostra nei commenti, ragazzi, mi raccomando, e mettete like se vi è piaciuto il video, e ci vediamo alla prossima. Un bacio.